credo che l'agricoltura regionale stia dimostrando una capacità di adattamento a quelli che sono i cambiamenti, in questo caso derivanti da criticità importanti, sia sul versante nazionale che internazionale, dicevo una resistenza, una capacità di cambiamento veramente notevole. E quindi da questo punto di vista, pur stringendo la cinghia come sanno fare sempre gli agricoltori, sta andando abbastanza bene. Ovviamente nelle prospettive che questa volta il cambiamento futuro sia verso il positivo, non come il negativo che ha contraddistinto purtroppo la stagione 2022 dal punto di vista del clima, dal punto di vista meteorologico, dal punto di vista dei contesti internazionali. Da questo punto di vista speriamo che il miglioramento ci sia, però devo dire che la capacità di tenuta che ha dimostrato il settore, anche grazie ai fortissimi interventi dell'amministrazione regionale, diciamo, questa capacità di tenuta è stata importante. Grazie direttore. Prego, buonasera.